Essere sempre più al servizio del territorio, un obiettivo che la UIL del Veneto, a conclusione del 10° congresso, ha raggiunto riorganizzando la struttura del sindacato in chiave di regionalizzazione. Rieletto per il 3° mandato il segretario Gerardo Colamarco. Stiamo attuando un po' quello che è il decreto del Rio, quello che non sono riusciti a fare i politici, noi vogliamo essere antesignani, quindi un'organizzazione che è al tempo con i tempi, vogliamo sempre più guardare al futuro e con questo congresso daremo degli indirizzi ben precisi su che cosa vogliamo fare nei prossimi anni, quello che abbiamo fatto negli anni passati dall'ultimo congresso ad oggi. Vogliamo un confronto all'interno di CGIL e CISL-UIL, c'è bisogno nel nostro Veneto a livello nazionale di un sindacato forte, un sindacato unitario. Divisi siamo tutti più deboli, uniti riusciamo ad essere incisivi nei confronti sia delle associazioni sia delle istituzioni. Con la Regione chiediamo un maggiore contributo per i soggetti deboli della nostra società. Per quanto riguarda un'industria a livello regionale, purtroppo in una regione importante come la nostra, con l'attuale Presidente non c'è stato e non c'è nessun dialogo. È vero che dal giorno della sua elezione non siete riusciti mai a incontrarlo in un tavolo convocato? Ma guardi, è vero purtroppo, mentre con le associazioni provinciali, esempio con Venezia abbiamo fatto un importantissimo accordo dove abbiamo costituito una regia per poter affrontare tutti i problemi di Venezia e ricordiamoci che a Venezia abbiamo una delle aree più importanti d'Italia, del Veneto e forse a livello europeo. C'è la carenza, una mancanza di politica attiva sia da parte del Comune sia da parte della Regione, abbiamo perso migliaia e migliaia di posti di lavoro, non c'è una politica industriale e guardi che il Veneto anche nei prossimi anni ha bisogno del secondario. Quello che noi pensavamo negli anni passati che il terziario, il commercio potesse assorbire quella parte di lavoratori che perdiamo dal secondario purtroppo non è così. La UIL richiama con enfasi il ruolo delle istituzioni. Al nuovo governo chiediamo 3 cose. La prima è quella di dare una risposta alla legge Fornero, noi vogliamo che venga letteralmente modificata e che ci sia la possibilità per coloro che sono in attività di andare in pensione a 63 anni. Seconda cosa, c'è il problema del fisco, cioè non è assolutamente accettabile la flat tax in quanto sarebbe incostituzionale, cioè la tassazione deve essere progressiva, chi paga oggi le tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, quindi è da modificare totalmente. L'altra cosa, guardi, ci accusano a livello internazionale, il Fondo Monetario Internazionale dice che in Italia le pensioni sono al 16% del costo del PIL, non è vero, non è così, in quanto se scorporiamo l'assistenza dalla previdenza andiamo all'11% e vuol dire 0,5 meno del costo che hanno in Germania e un 1% meno di quello che ha la Francia.